La testimonianza oggi di Damiano è una lezione di vita, soprattutto per i giovani, nel senso non bisogna mai mollare, la vita è fatta di gioie ma anche di dolori e di difficoltà, però la vita va vissuta in ogni suo momento e penso che questo libro rappresenti veramente come ripartire nei momenti di difficoltà che possono far parte della nostra vita in giovane età piuttosto che in età più avanzata, però l'importante è crederci sempre, non mollare mai perché la vita è talmente bella che nulla, nessun imprevisto può impedirci di viverla fino in fondo. Quindi l'obiettivo che adesso cercheremo di portare avanti come Regione è di portare la testimonianza di Damiano nelle scuole del Veneto, negli istituti superiori, perché rappresentano veramente quei modelli di ripartenza, di rilancio che Damiano rappresenta proprio nel suo DNA, cioè il DNA dell'essere veneto con la voglia di ripartire sempre. Noi dobbiamo ringraziare Damiano Marini per questa opportunità che ci dà di entrare nella sua vita attraverso la lettura di questo libro. Si entra nella sua vita e si apprendono una serie di stati d'animo, di emozioni che poi ci appartengono perché riguardano la vita di tutte le persone in cui ci sono momenti di luce, momenti d'ombra, momenti bui che devono essere attraversati. Attraverso questa esperienza di vita noi capiamo che siamo tutte persone umane che viviamo in una condizione di fragilità che deve essere affrontata e con questo noi dobbiamo farci forza e avere così un concetto di humanitas e di partecipazione a quella che è la vita che riguarda tutti noi. La musica è una forza che ciascuno di noi ha e che suona dentro di noi. Il segreto è riuscire a sentirla e riuscire ad avere il coraggio di ballare sulle note di questa musica. Ecco che se ciascuno di noi, nonostante le difficoltà della vita, riesce a ballare sulle note di questa musica, riuscirà a colorare il mondo e a rialzarsi da ogni imprevisto. Ma guarda, in realtà io la vivo con serenità, io credo che sia questo il segreto. L'ho accettata e ho capito che i limiti esistono, il segreto è riconoscerli e allora riusciremo anche ad affrontarli con positività e non è vero che dobbiamo tornare a fare le cose come le facevamo prima, l'importante è riuscire a tornare a fare le cose che ci piacciono anche in una maniera totalmente nuova e qui sta la vera sfida, reinventarsi ogni giorno e scoprire le grandi opportunità che ci stanno dietro anche alla disabilità.